Sì, 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 tu mi senti? Cambia la cuffia, Cristo. Ascolta, un problema alla camera. Sì. Sì. Aspetta un Sì. attimo, Ti ho dato 4 minuti. Dio Cristo, Santa la Madonna. Ok, fermo lì. Sì. Sì, il pubblico. Sì, sì. Il Maracanã di Rio. Sì, è bello, bello. Sì, sì. È di tendenza. Una vuole annusare il profumo dell'alta classifica, l'altra deve risollevarsi e trovare una vittoria che manca ormai da 4 partite, 17ª giornata, Serie 2 di futsal. Buonasera da Peppe Di Giovanni, questa è Saints Pagnano contro Città di Massa, Palasport di Merate. Saints Pagnano a 21 punti in classifica, 5 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte, devono decidere che tipo di campionato vogliono fare in questa Serie 2, sono praticamente a centro classifica, mentre il Città di Massa con 28 punti è molto vicino alla zona playoff, rappresentata dalla Città di Asti a 33 insieme alla L84, quindi il Massa vuole provare a fare un altro balzo. Massa che ha trovato un solo punto nelle ultime 2 gare, il pari 3-3 con l'Imolese e la sconfitta rocambolesca 7-6 sul campo del Sesto. Ha vinto 3 turni fa con l'Olimpia Regium 5-3, si è praticamente svolto in completo il turno di Serie 2. Imolese che ha battuto 8-6 il Chiuppano, 6-2 la vittoria dell'Asti sul Sesto in trasferta, 3-3 a Osta Pistoia, 7-4 del Villorba sul campo dell'Olimpia Regium, 5-4 della Fenice Venezia Mestre sul Leonardo e clamoroso 9-1 della L84 sul Milano, una L84 che abbiamo seguito non più tardi di una settimana fa con la presenza anche di Claudio Marchisio, entrato in società con la sua società che sarà partner commerciale proprio della L84, lo è già e lo sarà per i prossimi 2 anni. Tanti temi in questa gara, tante storie meravigliose, quella del Saints Pagnano che nasce con l'ispirazione del Southampton, nel mito di Letizier, giocatore della Premier League e simbolo del calcio britannico negli anni passati. I colori sociali sono bianco-rosso-neri proprio per rappresentare il Southampton. Con l'aiuto al coordinamento di Michele Moretti andiamo a dare uno sguardo alle formazioni con un Saints Pagnano di Danilo Lemma, la 6ª stagione con la formazione lombarda che schiera in porta Solosi. I 4 di movimento sono Mecuto, Daniello, Mauri e Zaninetti. Occhio a Zaninetti perché ha segnato 17 gol in campionato. Dall'altra parte però c'è il vice Piccici del campionato e José Garrote, giocatore straordinario, Lineiro Garrote. 24 gol in campionato per l'ex pivot del Cristian Barletta. Con lui i 3 di movimento sono Lari, Cimarosti, Marzio che vi ricorderete con la maglia della M Group Imola, una squadra che andò vicinissima
alla semifinale playoff scudetto sotto la guida di Vanni Pedrini. C'è Quintin a concludere il quintetto, in porta Dodaro, in panchina Nobili, De Angeli, Berti per Ciavalle, Bertoldi, Guadagnucci e Cattani per la formazione del Città di Massa, un Città di Massa guidato da Riccardo Garzelli. Garzelli ha detto che sicuramente dopo una grande partenza c'è stato un rallentamento nelle ultime giornate, negli ultimi tempi, con risultati abbastanza altalenanti. Massa che però si ritrova con 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle zone ancora vicine alla nobiltà nella classifica. Calcio d'inizio affidato ai Saints Pagnano, inquadrata il secondo arbitro di questa sfida, che è Elena Lunardi, sfida diretta da Fabio Pozzopon di Treviso come primo arbitro, il secondo Elena Lunardi di Padova, al crono Silvia Volonterio di Como. Si inizia con il pallone subito giocato largo, possesso Saints Pagnano e appoggio all'indietro, palla per Daniello che però rischia un po', non riesce in questo caso a mantenere la sfera sul terreno di gioco. Marzio Borges, lancio profondo, comodo il colpo di testa ad allontanare. È rimessa laterale per il Città di Massa, il Massa che ha ottenuto 15 punti esterni, più di quelli ottenuti in casa, peraltro 13 punti in casa con una partita in più, 3 vittorie, 4 pareggi, troppi, e una sconfitta. Una squadra che fuori casa non ha mai pareggiato, 5 vittorie e 3 sconfitte. Prova ad accendersi, a calciare verso la porta a Marzio, che però non trova i pali difesi dal portiere del Saints Pagnano, Solosi, il rumeno. Un Solosi che prova a guidare la difesa anche con la voce, come succede praticamente sempre nel futsal. Vi ricordiamo come sempre 2 tempi effettivi da 20 minuti a testa. Qui Quintin prova a calciare, ma la palla finisce altissima. Copertura difensiva ancora di Quintin. Da capo prima con Marzio, adesso con Lari, che esce con buona personalità. Che lui, ex giocatore che giocò sotto la guida di Vanni Pedrini, mentre il tentativo di andar via da parte di Giorgio Zaninetti, il vice capitano anche nella squadra. Zaninetti, ex campione d'Italia con gli allievi dell'Inter nel calcio. Zaninetti, mentre qui prova una ripartenza la formazione dei Saints Pagnano. Vi dicevo, esordio in C1 nel Legnano, allenato da Attilio Lombardo nel 2008. Nel futsal ha vinto 2 volte la Serie B in carriera, nel 2011 col Milano, nel 2019 ovviamente con i Saints, e ai Saints dal 2014. Praticamente il giocatore con maggiore esperienza in questa squadra in A2, con il biennio con la maglia del Milano. Un girone A equilibratissimo, con il Milano che comanda la classifica, ma viene da questa batosta clamorosa di oggi. 36 punti, Carrecchio Pano 35, Elio 84 e Massa 33, Imolese 32, Villorba 29, Massa 28 con una vittoria. Sarebbe veramente nel gruppone di testa, e la Massa con una vittoria. I Saints Pagnano si allontanerebbero, secondo me, definitivamente dalla zona calda della classifica, per andare poi a pensare di potersi sedere al tavolo delle grandi. Colpo di testa, uscita pressing da parte dei Saints, e poi surplus col pallone giocato lungo ma intercettato da Marzio. Cerca di stopparlo Lari, che però manca il primo controllo e si trascina. Tutto in fallo laterale. Molto abbottonate le squadre in questo inizio. Mauri, Daniello voleva l'1-2,
Si ricomincia da capo con un'apertura per Mekuto che però non giunge a destinazione. Palla che si spegne direttamente a fondo campo. Saints che avevano ottenuto 3 vittorie consecutive prima di questo buco nero con 2 punti in 4 partite. In casa rendimento ottimo con 4 vittorie e 3 pareggi e soltanto una sconfitta, il 3-5 contro il Villorba. Giocata immediatamente di sponda e sinistro di Marzio che cerca di ricambiare il favore a Filippo Lari che si era inserito. Lari forse non ci ha creduto fino in fondo su questa palla. Palla che si è spenta sul fondo. Lancio lungo con la sfera che viene accompagnata nei pressi del portiere. Mentre c'è una buona copertura difensiva, stiamo rivedendo il replay dell'azione precedente, intervento pulitissimo, out, tutto il corner, difesa dei Saints che provano a trasformare l'azione della difensiva in offensiva, era fallo cumulativo. Adesso la signora Lonardi addirittura ammonisce Lari per questo fallo. Lari ha interrotto una ripartenza, il primo giallo della partita. Calcio di punizione per i Saints Spagnano. Che provano a manovrare il servizio esterno da parte di Daniello che però non trova collaborazione. Lari ricomincia da capo, 1-2, ancora Lari, può entrare dal destro al sinistro, poi c'è un tiro che praticamente tocca il tetto della palestra. Sfida iniziata da qualche minuto fra Saints Spagnano e Città di Massa, sempre 0-0 il risultato di questo posticipo della 17ª giornata di Serie A2 Girone A del futsal. Io vi ricordo che la nazionale di Alessio Musti è impegnata in un appuntamento direi assolutamente imperdibile. Occhio qui però al sinistro che va a trovare la risposta del portiere. Fallo di mano, altro giallo. Altro giallo. Lamentele in questa circostanza, monito Carabellese nei Saints Spagnano. Rivediamo qui l'occasione precedente con il sinistro scagliato da Mekuto. La risposta intelligente di Godaro. Si è opposto a questo calcio con il mancino. Qui un calcio di punizione, mentre vi dicevo dell'appuntamento imperdibile domani alle ore 18 Italia-Portogallo, elite round di qualificazione, mentre occhio seguiamo il sinistro che viene sporcato, vi dicevo, elite round di qualificazione per il mondiale lituano. Un quadrangolare con Finlandia e Bielorussia. L'Italia ha ottenuto 4 punti nelle prime 2 partite. Qui al pallone dentro, chi vince andrà direttamente in Lituania, chi vince il raggruppamento, la squadra seconda avrà un doppio confronto nei playoff previsto a inizio aprile
mentre qui siamo già dall'altra parte col Massa che attacca, Marzio che calcia, sfera che viene toccata e poi messa direttamente in fallo laterale con il pallone messo al centro e respinto per un altro fallo laterale in favore del Massa. Cerca la giocata in questa circostanza Garrote, enorme esperienza per Garrote, arrivato dalla città di Sesto, che l'aveva ingaggiato appena una stagione prima dall'Atletico Cassano, nato a Cordoba, ha militato nel Villafranca Peñarota in Serie B, anche nel Bouillance nella Serie A2, ha giocato anche nella Serie A2 francese con il Caen, è esploso al Christian Barletta con 116 reti in 3 stagioni. Garrote adesso sta facendo le fortune del Massa, mentre qui prova con quest'assolo Daniello a fare le fortune dei Saints Pagnano. Cerca di andare il Saints Pagnano, pallone profondo su Mecuto, a tiro contrato. Calcio d'angolo, il pallone dentro, intanto ripartenza del Massa, destro con il salvataggio sulla linea, poi cerca di andare alla tapin Marzio, fischio dell'arbitro, solo fallo laterale. Rivediamo Marzio che impostava sulla sinistra. Intanto ricostruisce dal basso la formazione di Lemma, servizio in profondità con Marzio che va a cercare di innescare compagni. Attacca il Città di Massa con Marzio che manovra sulla sinistra, servizio in profondità, poi Saints Pagnano cercano di ripartire con Assi, resta lì la sfera e sponda per il destro a botta sicura, ci aveva provato prima Caio e poi di testa Carabellese, con la sfera che finisce direttamente sul fondo. I Saints Pagnano cercano di bastire un'altra azione con Caio, chiusura difensiva, ancora Caio va a pressare su Marzio Borges, apertura a destra su Lari, Lari tocca all'indietro, mentre Lari prepara il mancino, sinistra che termina largo rispetto alla porta difesa da
Solosi, Norbert Mark Solosi, portiere classe 94, la squadra di Lemma, cresciuto in Italia anche se, come vi dicevo, di provenienza rumena, passato ai Saints nel 2014, iniziato nell'Under 21. Occhio però all'azione travolgente, almeno inizialmente, di Verrico. Anzi, era Marabotti che portava palla, Marabotti poi stoppato dalla difesa avversaria. Rimessa laterale per i Saints, sinistro, con il pallone che finisce fuori. Palla dentro con il servizio esterno per Cattani. Altro rilancio del portiere destro, un po' spucciato in questa circostanza. Stanno molto coprendo le squadre in questo inizio. Intanto altro recupero dei Saints che cercano di attaccare con il movimento di Carabellese, che però non è riuscito ad andare a calciare in porta. Giocata all'interno dell'area di rigore. Poi insiste ancora con il sinistro Massi che cerca di trovare un pertugio, invece il pallone viene nuovamente ricacciato in fallo laterale. Movimento, chiusura difensiva da parte del Massa, insiste però la formazione di Lemma che riparte da capo dal suo portiere. Lancio che si va a disperdere praticamente nel nulla. Cerca di insistere ancora Marabotti che viene nuovamente fermato. Passaggio corto con la ripartenza da capo da parte dei Saints. Profondità con la sfera che termina direttamente sul fondo. Cattani cerca un compagno, viene affrontato con un fallo. Calcio di punizione per il Massa. Rivediamo Cattani che cercava un 1-2. Lancio profondo, sinistro e parata del portiere comoda. C'è un blocco da parte di Cattani, si gioca, deposita direttamente in fallo laterale la formazione di casa. Sempre 0-0 in questo tardo pomeriggio qui a Merate. Ricordo l'appuntamento settimanale con la Serie 2 di futsal. Tutto il futsal praticamente minuto per minuto sul sito divisionecalcioa5.it, grazie al prezioso lavoro in coordinamento da parte di Francesco Canolis e Pietro Santercole. Divisionecalcioa5.it, il sito che praticamente vi racconta tutto quello che sta succedendo sia in Portogallo, dove l'Italia è impegnata, sia in tutti i campionati nazionali del calcio a 5. Ricomincia da capo la formazione dei Saints Pagnano con un rinvio che va a finire direttamente in fallo laterale da parte di Solosi. Rimessa
per il Massa con Cattani. Palla profonda a cercare la sponda e lo scarico dietro per il destro da parte di Garrote. Come potete vedere, 36 anni, ma insomma è capace di fare cose di questo tipo anche dalla distanza. Bomba di Garrote praticamente da centrocampo col pallone che è terminato alto. Ancora destro di Garrote, respinto. Ripartenza dei Saints Spagnano. Verticale a cercare la giocata su Mauri, il capitano dei Saints, che però non riesce a mantenere vivo il possesso. Bandiera della società, gioca dei Saints dal 2010, ha fatto la trafila dalla C2 alla A2, capitano dal 2014. A tutto campo Mauri, giocatore che abbina quantità e qualità, mentre c'è rimessa laterale per il Massa con Garrote. Scarico indietro, poi palla profonda a cercare il movimento di Berti, non riesce a mettersi in moto. Altro pallone sporco in fase di uscita da parte del Città di Massa, che qui non riesce a uscire bene. Rimessa laterale per i Saints Spagnano. Destro intanto di Quintin, che ovviamente è un giocatore che bada molto di più alla fase difensiva rispetto a quella offensiva. Quanto ci pensano Garrote e Lari. 36 gol in 2, 12 quelli di Filippo Lari. Giocato con l'IC Futsal, come vi dicevo, nella passata stagione con la Pro Patria San Felice. Giocatore sicuramente di grandissima qualità e di grandissimo futuro. Suola a cercare il tentativo di sponda da parte di Berti, che però viene accompagnato all'uscita. Saints che vogliono ricominciare con un lancio che è praticamente un passaggio all'altro portiere da Solosi a Dodalo. Dodalo che ha già messo in moto la sua squadra. Ricordiamo la regola, ma ormai su Sport Italia ci seguite sempre. 4 secondi massimo per potersi liberare del pallone per il portiere. Cambio lato, Marzio cerca di inventarsi qualcosa, prova a passare, viene fermato e la rimessa è per i Saints. Si lamentano i giocatori dei Saints per una distanza non rispettata. Intanto scivolata e calcio di punizione. Stanno spiegando in questo caso Bertoldi e la signora Lunardi, che però ha concesso il calcio di punizione alla formazione lombarda. Punizione dalla destra affidata a un mancino, 2 uomini dentro l'area. Passaggio che però viene intercettato. Aveva cercato lo schema qui la formazione di Lemma. Mentre
qui 1-2 con l'uscita del portiere, poi sinistro e altra parata, ennesimo sinistro, alla fine diventa un autogol. Era stato Mekuto a propiziare il gol, che non è suo perché c'è una deviazione finale. Fra un attimo lo rivediamo. Mekuto aveva tirato fortissimo in mezzo, ma c'è praticamente riuscito al terzo tentativo. Eccolo, Mekuto 1, eccolo qua il secondo tentativo, e poi la deviazione in porta ultima, credo di Bertoldi. L'ultimo tocco che ha messo la palla in porta. Non si può sicuramente parlare di gol da parte di Mekuto. Ultimo tocco di Bertoldi, autogol per il vantaggio del Sainz Spagnano, che dura pochissimo perché ha già pareggiato Marcio Borges. This is futsal in 6 secondi, 2 gol. Rivediamo, piomba Marcio su questo pallone lasciato lì per una frazione di secondo, scarica il destro in porta, imprendibile per il portiere Solosi, preso anche in controtempo. Un autogol e un gol, tutto in 6 secondi, autogol di Bertoldi e gol di Marcio Borges. Si è accesa la partita con i Sainz che attaccano, è l'uscita bassa da parte di Dodaro. Insiste Marcio, cambia versante, cercava la collaborazione di Berti, che però non è riuscito ad arrivare su questo pallone. L'autogol di Bertoldi ha sbloccato la partita per i Sainz Spagnano, e immediatamente il pareggio di Marcio per il Massa. Massa che prova ad attaccare proprio con Marcio Borges, che si spegne direttamente a fondo campo. Sponda all'indietro, ricomincia Garrote, finta di corpo, Garrote insiste, esterno, dentro, ancora Garrote, mangia il pallone, 3 contro 1, occhio, scarico e poi tentativo di pallonetto con l'uscita di Dodaro, preziosissima, ma si sta veramente aprendo la partita. Gestione del pallone da parte del Massa, che cerca di uscire proprio con Bertoldi. 1-2, altro break in mezzo al campo e ripartenza di Zaninetti, che sbatte sull'avversario. Adesso veramente si aprono le due squadre. Bertoldi conta i passi, calcia, deviato e respinto, ancora Bertoldi, apertura dall'altro lato, il destro scivolante che termina l'arco. Mentre attaccano i Sainz, che mettono in mezzo e trovano l'uscita comoda di Dodaro. Break ancora dei Sainz, che stanno recuperando tantissimi palloni nella loro metà campo. 1-2
fra Mauri e Mekuto. E qui brutto fallo e cartellino giallo, altro cartellino giallo della partita. Si lamenta, non è d'accordo Mekuto. Break dopo l'intervento falloso da parte di Mekuto. C'è anche bisogno dello spazzolone in campo per asciugare il parquet nella zona esterna vicina al fallo laterale. C'è ripunizione. Per il Massa che riparte da capo. Apertura dall'altro lato, possibile raggiungerla in questa circostanza. Allora Carabellese a ricominciare da capo su Solosi, lungo, totale incertezza e subito destro improvviso da parte di Caio. Il pallone che viene respinto. Poco più di 5 minuti effettivi alla fine del primo tempo qui a Merate. Rivediamo la giocata improvvisa di Caio che trova la deviazione, poi non è giocato ancora all'indietro. Ci ha provato Guadagnucci appena entrato in campo con il numero 19, classe 1993. Ancora Guadagnucci prova ad autolanciarsi alla profonda a cercare Carabellese indietro e poi ancora Carabellese destro ribattuto. Attaccano ancora i Saints. Scarico sulla sinistra dove c'è Marabotti. Vuole ricevere Marabotti, destro intanto che finisce sul fondo. Ripartenza per il Città di Massa, fermato Garrote, o meglio non riesce a controllare bene il pallone in questo caso l'ex giocatore del Cristian Barletta. Prima vi dicevo dello score di Garrote, 29 gol nella prima stagione al Cristian, 39 nella seconda con la promozione in A2 e 27 nella stagione in A2, 19 l'anno scorso con l'Atletico Cassano. Insomma, giocatore che i gol li ha fatti sempre e comunque, girando mezza Europa. Gestione del pallone in avanti e giocata praticamente misteriosa qui per mettere la sfera in mezzo da parte di Carabellese. Attacca il Massa però con il mancino, viene subito respinto da Solosi. Carabellese deve ricominciare da capo, poi servizio in profondità e colpo di testa da parte di Quintin che mette direttamente in fallo laterale. Rimessa per i Saints Spagnano. Che ripartono da Carabellese. Carabellese dentro a cercare i compagni. Chiusura di Quintin e fallo laterale per
i Saints. Sponda all'indietro a sinistro da parte di Marabotti, che deposita il pallone molto lontano rispetto allo specchio della porta difeso da Dodaro. Altro contrasto e altro break in quella zona di campo dei Saints, che ripartono col sinistro e la palla che esce veramente di un soffio. Ci ha provato Marabotti cercando il primo palo, aveva di fatto messo fuori causa il portiere Dodaro della Città di Massa. Marabotti si va a riposizionare in fase difensiva. Massa che riparte da capo con la gestione della sfera da parte di Cattani. Break ancora dei Saints, almeno 10-12 palloni persi dalla Massa nella zona centrale del campo. Prova a lavorare questa sfera a Lari, che poi ottiene un out. Grande pressione dei Saints, soprattutto in prima battuta. Ma che giocata di Lari, che si aggrappa all'avversario e poi trova un sinistro perfetto per il pallone del 2-1. Come si è girato, come si è girato, lo rivediamo. Bellissimo, bellissimo. Non gli aveva dato spazio Marabotti, ma Lari ha fatto piede perno, movimento da cestista. 2-1. Bellissima giocata, perché si è girato veramente in un attimo. Qui il lancio si perde nel nulla con la ripartenza adesso del Massa con Marzio Borges. Lari vuole ricevere sull'auto di destra e invece si ricomincia dal basso. Buona giocata e buon destro ribattuto. Uscita pressing da parte dei Saints. Doppio passo e scarico su Daniello. Non si è acceso molto Daniello in questa gara fino a questo momento. Cattani perde palla, poi sbaglia ancora in fase di costruzione. Palo clamoroso dei Saints. Occasione colossale qui per i Saints. Rivediamo il tocco dentro per Carabellese, che era andato a toccare leggermente il pallone, quanto bastava per mettere fuori causa il portiere. Palla che è finita larga. 1 minuto e 32 secondi alla fine del primo tempo. 2-1 per il Massa, che ha calciato molto meno in porta e comunque ha sicuramente mantenuto maggiormente il baricentro basso. Ha trovato 2 gol, uno di Lari bellissimo, il 13° del suo campionato. Marzio, apertura sulla sinistra e destro, col pallone che finisce largo. Time out per i Saints Spagnano, che vogliono organizzare l'ultimo attacco del primo tempo per cercare di rimetterla in piedi quando mancano 62 secondi alla fine della prima frazione.
Saints che comunque vogliono continuare su questa strada. Saints che hanno poco da rimproverarsi, sono stati puniti in 2 episodi. Intanto palla all'indietro, stiamo rivedendo il destro di Garrote, che è stato fantastico nel prendere la rincorsa e nel calciare in quella circostanza, andando vicino al gol che in quel momento sarebbe stato dell'1-0 quando la partita era inchiodata sullo 0-0. Caglio, pallone centrale, Carabellese, tocco ancora a cercare la fantasia di Mekuto di Suola, destro che poi termina largo rispetto alla porta, difesa dal portiere Odaro, mentre break con uno stop sbagliato da parte di Daniello. Troppi primi controlli sbagliati di Daniello in questa gara. Cattani, dal basso ancora il Massa. Cattani quando siamo veramente agli sgoccioli del primo tempo. Mekuto si accentra, Mekuto! Intervento di Quintin che gli nega la diagonale. Palla che finisce direttamente in fallo laterale. Laterale con ancora Mekuto che cerca di passare, viene chiuso, ripartenza con Marzio che si distende, c'è Cattani dall'altro lato, lo serve Marzio, scivolata a corpo morto, insiste Marzio, sinistro nuovamente contrato, out per il Massa. Altro sinistro con la sfera che termina larga e adesso con veramente quasi nulla da giocare sarà firmato il classico armistizio con la palla in possesso dei Saints. Il Massa che di fatto aspetta solo la sirena e finisce qui il primo tempo. Era passata in vantaggio la formazione di Lemma con il gol di Bertoldi ispirato, l'autogol di Bertoldi ispirato dal sinistro in mezzo di Mekuto, ma ha reagito alla grande quella di Garzelli. Primo pareggio con Marzio Borges, poi gran movimento da pivot di Ilari per il sorpasso 1-2, che non vuol dire nulla nel futsal perché c'è tutto un secondo tempo da giocare. Fascia, poi torniamo qui da Merate. Chi? Ti posso dire una cosa? Chi? Mi senti? Ti voglio dire una cosa, cioè, ecco, il cronometro non ce l'abbiamo mai avuto, ecco. Perché così io divento scemo, perché qua in questo sport senza cronometro è come non giocare. Ok. No, ma figurati. E appunto gioca in una squadra con Nainggolan, João Pedro, Nandez, tutti quelli che avete detto, e ha fatto 6 gol. Se c'è la Pavoletti ne faceva 80. Infatti se non prendevo Ibra mi prendevo Pavoletti e mi tenevo sto cesso.
Abbiamo gli highlights all'intervallo. Ben ritrovati dalla Palasport di Merate, dove abbiamo appena finito di assistere al primo tempo di questo posticipo della 17ª del girone A di A2. Stiamo rivedendo le immagini più importanti di questo Saints Spagnano contro Massa, una partita equilibrata. Ci si aspettava all'inizio, una partita equilibrata stiamo vedendo in questo tardo pomeriggio. Primi affondi dei Saints che hanno provato ad affidarsi al talento di Silvio Daniello. Daniello che forse ha sbagliato qualche scelta, ma che sicuramente ha tutte le qualità per prendere in mano la squadra nella seconda parte della gara. Una lunga fase di studio che però comincia a sbloccarsi in questo istante. Qui doppia occasione con Carabellese, siamo intorno alla metà del primo tempo. Massa che si fa vedere con questo siluro di Garrote che spaventa il portiere avversario. Lo rivediamo, che botta di Garrote. Considerate che il pallone è a rimbalzo controllato ed è molto più complicato tirare in questo modo. Mekuto qui si crea e poi trasforma con l'aiuto dell'ultimo tocco di Bertoldi l'occasione del primo gol della partita. Il vantaggio dei Saints Spagnano, un vantaggio che dura appena 5 secondi perché il Massa batte da centrocampo, verticalizzazione, un attimo di impasse, arriva Marcio Borges che trova il diagonale dell'1-1. Massa che perde troppi palloni in uscita, troppi palloni anche sulla tre quarti e rischia di vacillare in qualche circostanza. In una di queste è bravissimo in uscita bassa Dodaro a sbattere la porta in faccia all'avversario. Poi servizio in profondità per Lari che gira con il sinistro facendo piede perno ed esultando un po' a modo suo, trovando il gol del 2-1. Bellissimo il movimento, lo smarcamento, il sinistro a incrociare, imparabile per Solosi. Saints che però reagiscono e lo fanno con questo tocco di Carabellese a pochi metri dalla porta. Intelligentissimo il tocco a mettere fuori tempo il portiere. La palla però si stampa sul palo e questa è l'ultima emozione del primo tempo. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante, poi torniamo e ci godiamo il secondo tempo di Saints Spagnano, Città di Massa. Quando rientro? Ok. Sì, fantastico. Vi state divertendo in regia? Moro si sta divertendo? Sei contento? Mo? Fatti sentire un attimo.
Sì. Ma io farei un'oretta e mezza di pre. Moro, fatti sentire, voglio sentire un attimo Moro. No, ok, perfetto. Saluta la mamma, Sam. Ben ritrovati ancora una volta per questo immediato pre del secondo tempo, che fra qualche istante inizierà fra Saints Spagnano e Città di Massa. Una prima frazione, come dicevamo qualche istante fa, molto equilibrata, con i Saints che hanno provato sicuramente a livello di supremazia a fare la partita e ci sono anche riusciti per larghi tratti del match, ma il Massa è rimasto sempre in partita, è stato bravissimo a pareggiare subito dopo il gol incassato e ancora più bravo a sorpassare in un momento che stava diventando complicato con la girata e il piede perno di Lari. Eccole in campo le due squadre pronte a dar vita al secondo tempo. Saints che hanno sicuramente tutto il tempo per evitare la seconda sconfitta interna di questo campionato. Incoraggiamenti anche per Silvio Daniello, cresciuto a Caserta, ha giocato nell'Under 21 del Napoli Calcio a 5, dove è stato capitano nella Partenope, arrivato in Lombardia nel 2018, protagonista assoluto della promozione in A2 nello scorso anno. 6 gol in questo campionato per il piede educato del numero 10 dei Saints. Fondata da Matteo Mauri, il presidente, Stefano L'Aurora, il vicepresidente, Sandro Migliavacca, il direttore sportivo, che tutt'oggi sono i tre membri principali della società. Veramente la dimostrazione di come un sogno può diventare realtà. Una squadra che era nata praticamente per gioco sul mito di Letizier, sul mito della Premier e del Southampton, è diventata col passare negli anni una cosa talmente seria che si gioca un campionato complicatissimo come la Serie A2. Seguiamo però il primo attacco della ripresa con Mekuto. Si aggrappa a lui l'avversario, la prende Carabellese e poi ricamo da parte di Solosi, che non riesce a trovare compagni. Vuole un fallo ma non c'è Carroté. Siamo già dall'altra parte con il pallonetto da parte di Zaninetti che sfiora il 18° gol in campionato. Transizione offensiva con il destro, è tutto buono. 3-1 Massa con Perciavalle per il vantaggio doppio del Massa. Contropiede, scusate il gioco di parole, e Perciavalle scarta così il secondo tempo. Qui era andata in scivolata anche col braccio Mekuto. Piattone di Perciavalle per il 3-1. Deve sicuramente compiere l'errore di disunirsi la formazione dei Saints. Mentre c'è calcio di punizione per i Saints Spagnano, che cominciano a costruire dal basso. Con l'indecisione in uscita, rimessa per il Massa, che sta giocando veramente una partita intelligente in questo pomeriggio.
mentre qui c'è un tocco di Bertoldi, la palla scorre con Perciavalle che provava a rendersi pericoloso. C'è profondo e colpo di testa con la sfera recuperata da Mauri, che consegna il pallone a Todaro. Altro pallone giocato in profondità, però non può essere raggiunto da nessuno. Zaninetti, e con 1-2 è a solo da parte di Mauri, che viene stoppato. Ancora Mauri, idea di Mauri che ricomincia da capo. Alla conclusione se ne sono andati già 2 minuti e quasi 10 secondi dall'inizio di questo secondo tempo. Ha triplicato il Massa, raddoppiando il suo vantaggio da 3-1. Cross verso il centro, destro da lontano, poi doppia risposta ed esce bene Garrote, che fa ottenere il fallo laterale con intelligenza. Destro da fuori con il Massa sempre chiuso a protezione della porta difesa da Dodaro. Zaninetti, doppia pettinata al pallone, poi destro che viene toccato da Bertoldi. Corner Zaninetti, c'è spazio per la botta immediata ma subito intercettata da parte di Dodaro, che sta diventando un fattore di questa sfida. Luca Dodaro, bravissimo nelle parate in uscita bassa, bravissimo nel respingere tiri ravvicinati. Corner per il Massa, fuori sinistro al volo con il pallone che termina largo. Vuole una deviazione Quintin, Ivan Majoral Quintin, classe 1992, ci ha provato con il sinistro. Palla si deviata, allora angolo per il Massa. Destro di Garrote che ci riprova da distanza abissale, cercava di andare via sull'out di sinistra. La formazione dei Saints Pagliano ci aveva provato Zaninetti, invece Bertoldi un dribbling chiuso da Carabellese. Carabellese si libera, destro, ancora Dodaro, spazio per la ripartenza, transizione con la buonissima chiusura di Mauri, che concede soltanto un out. Qui rivediamo la preparazione buona di Carabellese, il tiro però troppo centrale e ribattuto e anche bloccato in due tempi da Dodaro. Out, palla in mezzo, non è a cercare un grandissimo aggancio e un bellissimo tiro di Zaninetti. Altro palo, il secondo della partita per i Saints, anche molto sfortunato. Che stop e che tiro che prende tutti in controtempo. Bertoldi non riesce a tenerlo, Dodaro non ci sarebbe mai arrivato. Non è che è terminato sul palo interno addirittura. Mauri calcia ancora, provato con questo sinistro, il pallone viene deviato in corner. Mekuto attacca il primo palo, palla sul secondo su Carabellese. Dodaro non evita il calcio d'angolo, secondo consecutivo per i Saints Pagliano. Corner battuto verso il centro, va a innescare la ripartenza Quintin con la palla che però si va immediatamente a spegnere in fallo laterale. Carabellese, verticale Mekuto, idea di Mekuto. Mauri, grande giocata di Suola, poi viene raddoppiata, non passa il pallone di ritorno per Mekuto. Quindi indietro i Saints,
che cercano di ragionare, lo fanno con Mauri. Ancora a ripartire, servizio profondo, Carabellese, stop. Carabellese, sinistro, giocata dal coefficiente di difficoltà altissimo per Carabellese, che ha provato a incendiare il palasport di Merate con questo stop e questa giravolta sul sinistro. Gestione del pallone, scarico indietro per il sinistro di Garrote, si è visto che non è il suo piede e quasi dice al compagno mettila sul destro questa palla. Beh, sicuramente col destro avrebbe potuto ottenere migliori risultati, ma qui Garrote insomma anche un po' affrettato la conclusione verso la porta e ne è uscito un mezzo pasticcio con la sfera che è terminata larga. Cerca di aggiungersi Dodaro come mezzo portiere di movimento, dando un'opzione in più ai suoi. Fallo e calcio di punizione quando siamo quasi al quinto minuto e vicini al primo quarto di questo secondo tempo. Manca ancora un'eternità. Qui bravo Berti con un buon gioco di gambe a farsi chiudere in sandwich. Calcio di punizione ineccepibile per il Massa. Mentre arriva un'altra conclusione con la palla che viene contrata e altro out, stavolta dalla sinistra per Quintin, che va a battere il corner. Fuori per il destro al volo di Garrote, ormai è uno schema sistematico. Garrote che ancora non è riuscito a segnare nonostante il 3-1 del Massa sui Saint Spagnano. Massa che salirebbe a 31 punti, ma c'è ancora veramente un'eternità da giocare. Quintin ricomincia da Garrote, ancora Garrote, verticale il suggerimento, doppio rimpallo, scarico di Garrote, idea di Quintin che con grande stile va dall'altro lato, con ottimo stile anche Berti aveva provato ad andarsene. Adesso il Massa gioca, come si suol dire, sul velluto, anche con una consapevolezza diversa rispetto all'inizio della partita. Sarebbe la sesta vittoria esterna in 9 gare per il Città di Massa. Mekuto, scarico, spazio per il cross, poi Mekuto la vuole stoppare, non ha più lo spazio per calciare. Mekuto esce dai blocchi, si esaurisce un po' l'inerzia di questa azione. Si riparte da capo con Marabotti. Vuole ricevere, poi l'ultimo tocco in questa azione è di Caglio. Difesa direi eccellente da parte del Città di Massa. Io vi ricordo gli appuntamenti domani, anche lunedì, con il campionato primavera qui su Sport Italia. Ovviamente non possono mancare la Jupiler League, il campionato australiano, la A-League e anche la Scottish Premier League. Domani tra Sisolo Calcio, canale 60, i vari appuntamenti. Oggi importantissima vittoria della Juventus Primavera sull'Atalanta. Atalanta che sta vivendo un periodo di involuzione con 2 pareggi in campionato prima di questa sconfitta. Intanto seguiamo però Marzio che va ad assaporare per un attimo la possibilità di segnare una doppietta. Sinistro che va a lambire il palo, vi dicevo, dell'Atalanta in difficoltà almeno minima in questo campionato, anche con le eliminazioni in Coppa Italia per mano della Roma. Solito speciale ovviamente sulla Serie B con Valentina Ballarini, quindi rimanete incollati su Sport Italia per seguire tutto e di più sul calcio italiano. E ovviamente non solo, palla dentro verso il tentativo di stop da parte di Lari, che qui si dimentica il controllo.
time out per i Saints, ricordiamo, un time out a tempo per ogni squadra. E Saints che si giocano adesso la pausa, qui indicazioni da parte di Garzelli, che a mio avviso, insomma, c'è bisogno del mio responso, ma insomma si è visto, ha preparato alla grande la partita. Massa che è andato avanti anche in Coppa della Divisione, una sorta di FA Cup del calcio a 5 per chi non la conoscesse, eliminata dall'Ital Service Pesaro, campione d'Italia. È entrata ovviamente nella Final 8 di Coppa Italia di Serie A2, quindi insomma un percorso assolutamente importante, quello della formazione in maglia bianca, quello arrivato fino a questo momento, percorso che potrebbe essere impreziosito da una vittoria oggi su un campo difficilissimo come quello dei Saints. Questo posticipo della 17ª classifica, veramente cortissima in questo girone di Serie A2, dove si fatica ancora a trovare un padrone. Milano squadra quotata e, come si suol dire, di categoria, sì, prima, ma veramente un gruppone di formazioni che lo insegue. Là fuori con il sinistro da parte di Marabotti, che viene scaraventato alto sopra la traversa. Palla dentro a cercare il movimento profondo di Caglio, che non riesce però a mantenere la sfera sul campo. Massa che sta facendo anche trascorrere i minuti senza soffrire più di tanto. Siamo vicini alla metà della ripresa, ai 3/4 di partita. Bertoldi, stop, ma è finito il campo. Marabotti, calcione alla palla, questo spesso si vede nelle partite di calcio, per spazzare via in questa circostanza. Dodor, stop approssimativo di Bertoldi, che si ritrova il pallone lì. Lari, grande idea, è scucchiaiata, poi destro con la palla che finisce sul fondo. Bellissimo il servizio di Lari per Marzio Borges, che ha provato a incrociare da posizione abbastanza defilata. Veramente delle idee, degli spunti da campione quelli di Lari. Se ne sono andati 8 minuti, 8 secondi. Anzi, pardon, 7 minuti e 8 secondi dall'inizio di questo secondo tempo. 12:45 da giocare per le speranze, che sono ovviamente ancora tantissime, dei Saints. Saints che provano a ripartire, ma il Massa fa scudo e schermo, perché è cresciuta la prestazione nella gestione del pallone e nel modo di imbottigliare nel traffico la manovra dei Saints, che continuano ad avere possesso ma non riescono a impensierire gli avversari. Qui Marzio l'ha aperta, la riconquista con l'aiuto di Bertoldi. Marzio calcia, ribattuto. Marabotti viene botta su Marzio, duello fra numeri 6. Marabotti in assolo sinistro, passaggio a Dodor. Lari con calma. Bertoldi, anzi Quentin, lancio profondo. Lari, stop, vuole un fallo, non è d'accordo Elena Nonart. Allora da capo. Lancio lungo, altro passaggio a Dodor. Quentin, possesso di Quentin, scarico su Marzio, intelligente a ricominciare. Quentin vuole passare, ottiene l'out.
messa laterale per il Massa. Ovviamente io vi ricordo che non adesso ma più tardi si può giocare la carta del portiere di movimento, la possibilità di avere il power play con un 5 contro 4, togliendo nel corso dell'azione il portiere, inserendo un giocatore in più e attaccando con la porta sguardita, sì, ma la possibilità di fare girare il pallone e andare al tiro. Portiere di movimento che cambia sempre le partite. Marzio slalom sinistro, ottiene il corner. Bellissima partita fino a questo momento di Marzio, un giocatore che in A2 insomma è praticamente un lusso, un giocatore che ha dimostrato ampiamente di poter giocare alla grande anche in Serie A. Guadagnucci indietro, tanto servizio per Marzio Borges ancora. Fallo, calcio di punizione per il Massa. A calciare verso la porta. Ancora una volta vediamo se è uno schema, potrebbe esserlo. Quintin invece calcia, che punizione magnifica da parte di Quintin, che con l'interno collo lascia pietrificato Solosi e segna il gol del 4-1. Marzio, Lari, Perciavalle e Quintin, ma questo è il gol del giorno. Barriera e posizionamento da rivedere, però che bella punizione di Quintin. 4-1 per il Massa e adesso diventa molto complicato. Altra palla persa, ancora Marzio, indiavolato, Marzio si dimentica il pallone. Break dall'altra parte, Daniello s'accende. Accompagnato all'uscita, la palla passa e la riapre subito Marabotti con il tocco sotto misura. Rivediamo, palla dentro, credo sia stato Assi, sì, Assi l'ultimo a toccare. Per il 2-4 dei Saints. Assi l'ultimo a toccare per il 2-4 che riapre il match. Momento fondamentale nella partita. Saints che si rimettono in corsa con il tocco sotto misura di Daniele Assi, bravissimo a trasformare da pochi passi dopo l'incursione e l'iniziativa sulla fascia destra con il break di Daniello. Superata adesso la metà della ripresa, 3/4 di partita. La fuori per il sinistro, che sport incredibile, Saints che sembravano in ginocchio, Daniello, un assist, un gol, 3-4. Daniello che era mancato nel primo tempo con le sue giocate, trova il 7° gol del suo campionato e anche il 7° gol della partita per il punto del 3-4. Bravissimo Daniello a uscire dai blocchi e far passare il sinistro sotto le gambe di Dodaro. Massa che deve ricomporsi e questo time out è ovviamente fondamentale anche per spezzare il ritmo ai Saints Spagnano. Qui stiamo rivedendo il replay del primo gol della partita, quello ispirato da Mecuto con l'ultimo tocco di Bertoldi.
E qui il gol di Assi, c'era arrivato a concludere Personeni con il numero 9. Assi è riuscito a trovare il tocco vincente. Ancora Assi che sta giocando a sostegno di fatto del pivot. Poi ripartenza, break destro ribattuto di Personeni. Grande momento per il Saints adesso. Assi deve andare sul mancino. Assi, non c'è spazio. Mauri e poi Personeni da capo. Mauri e ancora Daniello. La qualità di Daniello. Cerca di salire in cattedra ancora di più dopo aver ispirato i 2 gol che hanno rimesso alla grande dentro la partita. I Saints Pagnano, secondo tempo molto bello e pieno di emozioni qui alla Palasport di Merate. Quentin lascia Garrote, questa punizione, la posizione esterna è proibitiva, ma secondo me Garrote calcio uguale, infatti lo fa, barriera, Marzio raccoglie, Marzio ribattuto. Assi, bravissimo Assi a conquistare anche il calcio di punizione. Si lamenta Marzio che non è d'accordo, ma qui Assi era ripartito. Bah, forse non ha tutti i torti Marzio. Assi, Mauri, surplus. Daniello, Assi si trascina direttamente il pallone in fallo laterale. 8 minuti 48 secondi alla fine, 4-3 per il Mas. Quentin, sterzata, Garrote, stop, Garrote insiste, chiusa la porta in faccia da parte di Daniello, che adesso è completamente un altro giocatore. Assi giù, altro fallo, deve stare attentissimo il Massa. Suona la sirena, quinto fallo. Io vi ricordo che dal 6º fallo in poi nel futsal si concede tiro libero all'avversario. Peraltro manca un'eternità alla fine della partita, quindi insomma il quinto fallo adesso complica ancora di più la difesa del solo gol di vantaggio da parte del Mas. Ora chiaramente si fa girare il pallone tanto con il Massa che ha anche paura a far fallo. Sinistro qui che termina largo. 8 minuti 17 secondi alla fine di questa sfida. Un gol da difendere per il Massa che adesso però sta calando molto. Intanto Marzio, che praticamente ha litigato per tutta la partita con l'arbitro, si va a prendere il cartellino giallo anche e concede il tiro libero ai Saints Pagnano. Marzio che nel secondo tempo ha litigato tantissimo con il primo arbitro della sfida, il signor Pozzopon. Tiro libero per Assi, potrebbe essere il primo di una lunga serie, occasione per pareggiarla. Molto nervoso Marzio Borges. 8 minuti e 2 secondi alla fine della partita. Va Assi da 1-4 a 4-4, la doppietta di Assi, il pari dei Saints. Grande forza per il mancino che ha segnato il 9º e 10º gol in campionato. Ex Monza e Bergamo Assi. Bravissimo a realizzare prima il punto del 2-2, pardon, del 2-4, ora è il punto del 4-4.
E adesso l'inerzia anche col bonus falli esaurito, è tutto per la squadra di casa. Massa che ha spento la luce da un momento all'altro. Marzio, Caparbio, Marzio prende la corsia, poi pesta il pallone riconsegnandolo al portiere. È rimasto fuori dal campo Marzio e adesso ovviamente viene interrotto il gioco. Marzio si è fatto male, secondo me proprio qui va a beccare il muro con il fondoschiena. Sì, infatti è dolorante proprio lì. Marzio si è già rialzato, si tocca di fatto nella zona dell'osso sacro. Marzio si lamenta perché vuole un fallo, dice a Mauri però l'hai visto anche tu, la spinta c'è tutta. Mauri prova a spiegarsi con Marzio. Marzio secondo me è troppo nervoso e ha bisogno di uscire per qualche minuto a giocarsi il finale. È vero che è un elemento troppo importante per questa squadra, però insomma il sesto fallo non è neanche stato un trionfo di gestione, perché insomma l'avversario è la spalla alla porta e non puoi fare un fallo cumulativo, soprattutto il sesto, in una condizione di quel tipo. Ciò non toglie che Marzio abbia giocato l'ennesima grande partita della sua carriera. Colpo di testa di Mauri col pallone che finisce fra le braccia di Dodaro. Bertoldi ottiene l'out. Quando mancano 340 secondi alla fine di questo match, Garrote cerca l'assistenza, vuole un fallo di mano, continua a lamentarsi con l'arbitro. Lancio profondo, cerca di passare ma non ci riesce in questa circostanza Zaninetti. Serve ovviamente senza anche la fantasia di Zaninetti, che qui va a pressare Garrote. Tacco da parte di Lari, che ci sta regalando perre di grande futsal. Fallo, altro tiro libero, e qui ha proprio perso la testa, il Mas. Lo rivediamo, fallo di Bertoldi qui, anche qui cercato da parte di Daniello che ha spostato la palla e non aspettava altro. Ancora Assi a battere il tiro libero. 2 tiri liberi concessi, mancano ancora 6:53. Come i piazzati possono decidere questo sport? Assi contro Dodaro. Ancora una volta la prima sfida l'ha vinta Assi. Parte proprio lui, è praticamente lo stesso tiro libero di prima. Il numero 5 fa 5-4 e avvicina i Saints alla quinta vittoria in casa. Tripletta per Assi e 11° gol in campionato. Praticamente è una fotocopia. Se noi prendiamo il libero di prima e lo duplichiamo, non se ne accorge nessuno che è stato duplicato, perché veramente interno a giro. Adesso portiere di movimento per il Massa. Perché? Perché ovviamente con il bonus falli raggiunto, Massa che vuole tenere la palla cercando uno spazio, e con il possesso di palla ovviamente diminuisce, anzi quasi scompare la possibilità di commettere fallo. E allora gestione della palla con la superiorità numerica e la possibilità di far scorrere il tempo, trovare il pertugio per calciare. Sicuramente il tecnico Garzelli si è accorto che non sa gestire i falli, ma non sa gestire neanche il pallone qui il Massa, che incredibilmente si sta facendo travolgere. Gol del 6-4 di Mekuto, stavolta è tutto suo. Mekuto ruba il pallone a Marzio, che ha commesso una serie di scelte scellerate in questo secondo tempo. Ancora pallone toccato da parte di Solosi. 6-4 per i Saints. Tripletta di Assi
Gol di Daniello, gol di Mekuto, autogol all'inizio di Bertoldi, ancora portiere in movimento, la partita è vivissima. Sinistro da parte di Lari che finisce sul fondo. Lancio lungo, è ritornato in porta ma prende gol. Non c'è il portiere vero, segna anche Mauri. Sta diventando un trionfo per i Saints. Mauri a 14 minuti e un secondo segna il punto del 7-4. Non c'è neanche più il time out per il Massa. Veramente un suicidio sportivo quello del Massa, che vinceva 4-1 fino a qualche minuto fa e adesso è sotto di 3. Incredibile questo sport. Qui Quintin ci fa capire che non è un portiere. Prosegue il portiere in movimento del Massa, che adesso non ha veramente nulla da perdere. Occhio, perché Quintin fa 5-7. Sta succedendo l'inverosimile qui alla Palasport di Merate. Quintin è la posizione impossibile, qui non esente da colpe Solosi. 14 minuti 12 secondi in questo secondo tempo. Sta diventando impossibile anche aggiornare la grafica, perché c'è un gol di fatto al secondo, mentre intanto Assi cerca e trova Mekuto. Ancora Assi, calcia a botta sicuro, guadagna l'out e respira la formazione di Lemma. Più 2 e molto poco in questo frangente, perché manca ancora tantissimo. 5 minuti e 16, 7-5 per i Saints Poignano, che hanno trovato il punto. Occhio, perché c'è la transizione offensiva con il sinistro messo direttamente in calcio d'angolo. Ci aveva provato per Ciavalle. 7-5 Saints, con i gol di Assi su tiro libero, mentre seguiamo ancora Marzio. Assi al minuto 13,9 con il punto del 5-4, poi immediatamente dopo al minuto 13,30 il gol di Daniello, poi a 14,1 il 7-4 di Mauri e poi il 7-5 a 14,12 di Quintin. Destro da parte di Garrote, con la palla che si infrange direttamente sul muro. Ancora Garrote che sfiora il palo, ormai sta tirando da tutte le posizioni. Lancio profondo, cercato ancora Mauri, sempre alle spalle dell'ultimo uomo. Marzio, si risistema Quintin. Incredibile questo secondo tempo. Marzio insiste, ancora possibilità di ripartenza per Assi, col pallone che va Ricapitoliamo quanto è successo con la rimonta da 1-4 a 7-4 e poi 7-5. Lo correggiamo anche per il coordinamento del sito www.divisionecalcio5.it. Gol del 6-4 di Mekuto con un break e poi 7-4 di Mauri, quindi 3 gol di Assi, uno di Daniello, uno di Mekuto, uno di Mauri e l'autogol iniziale di Bertoldi. Dall'altra parte Marzio Borges, Lari per Ciavalle, la doppietta di Quintin, una da portiere in movimento. Saints che ripartono da capo, lancio lunghissimo, un passaggio per ormai il portiere Quintin, anche se ci ha fatto vedere di saper attaccare molto di più che parare, come ovvio che sia. Out proprio per Quintin.
Sono tantissimi 3 minuti e 43. Lo sa benissimo Lemma. Si difende Sainz, ancora sinistro con la palla che finisce sul fondo. Qui c'era la possibilità di far meglio per Mauri, che ci ha fatto capire che sicuramente col destro gioca meglio. Lancio profondo, Mauri scavalcato. Lari out per il Massa. 3 minuti 33 secondi per le speranze del Massa di trovare ormai un pareggio che sarebbe miracoloso. Garrot, Idea, Marzio, Lari, palla dentro, salvataggio importante, poi sbaglia Lari l'apertura sull'altro versante. Intanto sbagliato il passaggio, Marzio, limite, confusione, la raccoglie il portiere. Si sta giocando a 200 all'ora. Assi cerca di tenerla, è tutto mancino, lo sanno. Assi, grande lavoro e grande secondo tempo di Assi, che mantiene ancora il possesso di palla. Assi procede con il suo mancino, fa trascorrere i secondi, non possono fargli fallo. Lavoro eccellente di Assi, che ottiene anche la rimessa laterale. Chiama la torsida. Qui Marzio continua a ingaggiare un duello ormai personale con il signor Pozzobon. Palla dentro deviata, tocca anche il palo. Ricordiamo che senza deviazioni un laterale pulito che finisce in porta non è gol. Qui corner a cercare la giocata di Assi, che vuole calciare, non bene stavolta. Quintin continua a rimanere in porta. 2 minuti 44 secondi. Massa vicino alla quinta sconfitta nel suo campionato. Sarebbe la quarta debacle esterna, con 5 vittorie e nessun pareggio. Sainz che andrebbero a -4 proprio dal Massa, in ottava posizione, staccando Pistoia e Sesto, rimaste a 18, a più 11 dalla zona playout. Aosta e Fenice, che balzo che sarebbe, ma c'è tempo. Garrote a largo, Quintin, ricamo, spuccia la conclusione Lari, rinvio che quasi diventa un tiro, la palla finisce alta sopra la traversa. Stava per trovare quello che una volta si chiamava il gol della domenica, in questa circostanza calciando da lontanissimo la formazione lombarda. Attacca ancora il Massa, si è sganciato Quintin, chiama la pressione alta Lemma, a vuoto Mauri, campo per Marzio, a largo su Quintin, si risistema la squadra in maglia nera. Quintin cerca un'idea e non la trova. Garrote, appoggio largo, poi ancora Quintin, resta lì, trovata, la giocata con il destro, non riesce a chiuderla la squadra di Lemma, con il tiro in questa circostanza di Carabellese. Marzio rischia, la perde Carabellese da solo, 1 contro 0, prova a salvare ma non ci riesce la difesa del Massa. Carabellese per l'8-5 quando mancano 1 minuto e 48 alla fine, al minuto 18 e 12. Rivediamo, Carabellese fa sedere l'avversario, ma si è fatto veramente male da solo in questo secondo tempo il Massa. Sembrava anche in un momento in cui stava cominciando a concedere sempre meno agli avversari, poi ha preso 6 gol di fatto consecutivi. 1,40, Garrot, Quintin, apertura completamente sballata, infuocato il clima al Palasport di Merate. Lari cerca di caricare la squadra, ormai manca veramente pochino per pensare a una rimonta, anche se in questo sport ne abbiamo viste di tutti i colori. Gestione del pallone, sinistro quasi per far passare secondi di Zaninetti, cronometro ancora bloccato, ripartenza Massa, si mette basso, si mettono basso i Saints e allora da capo con Garrote. Lari, Garrote può liberare il sinistro, gioco a 3 sull'imbuto, ha già recuperato la formazione di Lemma che riparte, servizio in profondità, poi Marzio Borges, partita eccellente di Marzio fino al 4-1, poi ha perso la testa e uno come lui non deve farlo, soprattutto uno della sua esperienza e della sua qualità. Eccolo qua Marzio, dentro per Quintin, cerca un riferimento, non lo trova, la porta è vuota, Quintin torna,
c'è la pressione alta, Mauri cerca il pallonetto, troppo morbido, 50 secondi alla fine, Quentin passa bene, Quentin, messa male la difesa dei Saints, sbaglia il passaggio, altro contropiede, 2 contro 1, la porta è vuota, scarico e destro, anche Zaninetti fa 18 in campionato, finisce in goleada, 9-5. Goleada dei Saints che trovano il punto del 9-5 a 19-22. Adesso credo che stia rinunciando al portiere di movimento il Massa, cambi e vediamo se si gioca fino alla fine oppure se non accenna il pressing i Saints, dice di farla girare qui Mauri, calcia di rabbia, in questa circostanza il giocatore del Massa. Lancio profondo su Mauri che non può raggiungere questa sfera, 26 secondi alla fine, vediamo se in questo caso viene firmato l'armistizio. Garrote alla fine si gioca. Giocata, intervento sul pallone, ci aveva provato Berti, poi fallo di Berti di reazione e altro tiro libero. Ha perso completamente la testa il Massa in questo secondo tempo, completamente. Tiro libero per Zaninetti che ha l'occasione del 10-5 e del suo 19esimo gol in campionato, ne ha fatti 2 su 2 assi, terzo tiro libero. Falli, errori in uscita, gol presi col portiere di movimento che sbagliava i passaggi, veramente una frittata quella del Massa, che fino al 4-1 aveva giocato una partita esemplare per acume tattico, per abnegazione e per solidità. Parte Zaninetti, tocco sulla traversa di Dodaro che praticamente ha subito un solo gol, o meglio 3 gol fra i pali, poi il portiere di movimento è saltato tutto. Adesso rinuncia alla pressione la squadra lombarda, il pubblico è pronto a festeggiare, la palla viene lasciata vagare per il campo, si ringraziano i giocatori, finisce 9-5 per il Saints Spagnano, una partita che era diventata difficilissima e pensate al decimo del secondo tempo era 4-1 per il Massa. Che sport incredibile il futsal, 8 gol segnati in metà tempo dai Saints, sicuramente una grossa mano la dà anche il Massa. L'inquadratura sul pubblico felicissimo, Saints che salgono a 24 punti in classifica con la 6ª vittoria del loro campionato, continuano a confermare il fatto che in casa sono una squadra quasi imbattibile con 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, 5-3 con il Villorba. Prosegue il campionato e il momento montagne russe del Massa che fa una sì e una no, adesso sono diventate abbastanza quelle no, dato che è un punto in 3 partite conquistato dalla Massa, che ha perso 7-6 col Sesto, ha pareggiato 3-3 con l'Imolese e oggi ha perso 9-5 con una clamorosa caduta nella parte finale della partita. Saints che adesso possono anche pensare di cominciare un nuovo campionato, c'è tempo, c'è la possibilità di andare a dare fastidio alle grandi. Ci vuole sicuramente un filotto di risultati, una vittoria che interrompe un digiuno di 4 turni con 2 pareggi e 2 sconfitte, una vittoria che consente ai Saints di ritrovare ossigeno e vigore e allontanare ormai definitivamente la zona salvezza, una zona salvezza composta in questo momento, meglio una zona playout composta in questo momento da Aosta e Fenice a 13 punti. Aosta che oggi ha pareggiato 3-3 con il Gisinti Pistoia. E allora è tutto qui dalla Palasport di Merate con la vittoria in rimonta dei Saints Spagnano 9-5 sulla città
di massa. È tutto per il futsal questa settimana. Continuate a seguire il grande futsal di Serie A2 su Sport Italia. Grazie da Peppe Di Giovanni.